È giunto dall'Olanda un gruppo di capi d'azienda turistica. Sono qui un po' per diporto, ma soprattutto per constatare di persona le possibilità che l'isola offre nel settore turistico alberghiero. I graditi ospiti erano accompagnati dal presidente provinciale dell'ente turismo, dottor Gino Azzeri, e dal dottor Faccioli. Gli olandesi, come tutti i nordici innamorati della natura, si sono dichiarati entusiasti della sempre varia bellezza di quest'isola ineguagliabile. Naturalmente innumerevoli fotografie sono state scattate. Porteranno il colore ed il calore dell'isola nelle lunghe notti nordiche, in attesa delle quali notti per ora si mangia e si beve. Dopodiché gli imprudenti ospiti, appena finito di pranzare, si sono lanciati nelle cerulee onde. Non è che facesse proprio caldo, ma loro hanno trovato l'acqua quasi bollente. Si sono divertiti come bambini. Bilancio assolutamente positivo della visita. La prossima estate in Sardegna vedremo torme di bionde olandesine. I giovanotti sardi sono sul chi vive.